Direttore di Taranto, possiamo affermare chiaramente che il Bottagisio Center è stata una scommessa del presidente Campedelli che sembra dare assolutamente dei frutti. Sì, è stata una scommessa vinta dal presidente Campedelli perché ha voluto ridare alla comunità veronese in questo caso un centro sportivo che è stato inaugurato nel 2014, che oggi ha 4 anni, sta portando più di 1000 famiglie nella realtà del Chievo, però una realtà che sta portando non solo nel sociale ma anche nella tutta attività competitiva un valore aggiunto alla città di Verona. Lo ha detto anche oggi, una scommessa di questo tipo porta una ricchezza in ambito proprio sociale che non è paragonabile magari ad altri esperimenti puramente profit e quindi legati magari a un potenziale sviluppo economico. Distribuisce ricchezza sul territorio. Sì, esatto, noi non è che ci fermiamo solo all'attività calcistica, ma siamo andati oltre, abbiamo fatto l'attività multisport, come dicevo prima in intervista e nel convegno, facciamo attività con la squadra disabili, facciamo attività che può portare del beneficio alla comunità e non necessariamente profit, anzi se possiamo fare del bene il presidente Campedelli è il primo a volerlo fare. Da direttore, qual è la più grande soddisfazione che ha nello svolgere il suo lavoro all'interno di questo contesto, il contesto del Bottagisio Center? Per me è vedere tanti ragazzi che hanno la possibilità di svolgere la propria attività anche a costo zero, sia che siano ragazzi speciali sia che siano ragazzi normali. Questa è la filosofia del presidente che mi ha detto il primo giorno e io sto cercando di portarla avanti. Tra l'altro troviamo diversi sport, è un centro dedicato in particolare anche alla scherma, sport di cui il presidente è grande appassionato e è stato il direttore anche dei mondiali giovanili, no? Che si sono svolti. È la passione del presidente Campedelli, lui è stato presidente del comitato organizzatore dei mondiali cadetti junior Verona 2018, che è stato un grande successo per noi, per la Bottagisio, ma soprattutto per l'attività della scherma, perché siamo riusciti a portare non solo a Verona ma in tutta Italia quello che è la filosofia della scherma, che è quello che vuole il presidente. Chiudiamo con un'ultima domanda. Oggi il suo intervento qui a Montebelluna, diciamo, è incentrato un po' sui benefici che ha dato questo tipo di esperienza in ambito sociale e non solo. Cosa ha ricordato al pubblico presente oggi? Qual è stato il suo messaggio? Ne ho ricordati tanti, però il messaggio è stato quello di non fermarsi a quella che è l'attività che può portare profitto, ma di fermarsi all'attività che può portare, che è sociale, che può portare un profitto magari successivo, che non può essere solamente economico ma anche di diverso genere, ed è quello che noi stiamo perseguendo.